Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Al convegno legale di questa sera parleremo con il founder Gianni Potti. È un founder veramente particolare. Si è inventato un format, un grande, contenitore di cui adesso ci faremo raccontare un po' come funziona. Gianni Potti è un imprenditore della comunicazione, del digitale. Fa parte anche di la Camera di Commercio di Padova, di Confindustria, ha svariati ruoli. E adesso con noi lo potremo incontrare, potremo un po' sentire le sue parole. Buonasera Gianni Potti. Buonasera a voi, mi scuso, ma vi sto parlando da un aeroporto. E questo è anche, diciamo, il bello di questi incontri. Però l'importante è Il bello del... esatto. L'importante è ascoltare le sue parole. E Gianni Potti, a questo punto, visto che fra poco si deve imbarcare, cerchiamo di arrivare al punto subito alle nostre domande. Allora, il Digital Meet, di cui lei è founder, e anche quali sono i suoi innumerevoli ruoli anche in Confindustria e anche presso la Camera di Commercio di Padova, visto che lei è fortemente legato al mondo dell'innovazione. Sì, allora il Digital Meet nasce 10 anni fa ed è diventato negli anni il più grande e diffuso festival digitale italiano. Siamo presenti in 18 regioni e ogni anno verso la tre quarti del mese di ottobre è veramente una festa del digitale in tantissime realtà. Quest'anno in più era il decennale, quindi ancora più importante per noi, e di solito abbiamo 200-300 speaker, centinaia di eventi in tutto il paese. Lo spirito è assolutamente volontaristico, nel senso che chi ci dà una mano mette tantissima passione, tantissimo impegno, dal comitato scientifico fino agli ambassador nelle regioni. Direi questo in sintesi. Io mi sono occupato, insomma, sono uno dei founder anche di Talent Garden, il network del coworking, idem per iCenter, dove ci impegniamo sull'industria 4.0, e poi le altre cose le ha dette lei, quindi mi fermo qui. Va bene, va bene. Intanto abbiamo una presentazione, diciamo. Gianni Potti, proseguendo, visto il suo ruolo nel campo del digitale, a me fa sinceramente solletica molto l'idea di poter sapere qualche cosa da lei, che sicuramente è più preparato di molti altri, nel campo dei social network. Stiamo assistendo in questo momento a un periodo chiamiamola di guerra dei social network. C'è l'acquisto da parte di Musk, Facebook ha un momento di estrema difficoltà. Ci può dare, per cortesia, un suo un'idea di quello che sta succedendo? Ma sicuramente sta accadendo una rivoluzione, il post-Covid sta rivoluzionando anche i social, 11.000 persone di queste ore, Zuckerberg che licenzia addirittura, chi l'avrebbe mai detto, Musk che si compra Twitter e lo stravolge. Evidentemente la formula va rivista, vanno ripensati, ci sono nuovi social, non c'è solo TikTok, ce ne sono moltissimi altri, ne esce uno quasi ogni settimana. Il mercato sta cambiando molto in fretta, i gusti del pubblico anche. Chiaro, chiaro, chiaro. Ehm, Senta, proseguendo su degli argomenti che sono molto affini a lei, noi abbiamo fatto chiacchierando fra di noi, è emerso effettivamente che da parte del governo ci sono dei grossi ritardi e una parte specifica dell'innovazione italiana è un po' orfana, diciamo così. Io parlo dell'innovazione 4.0 di cui lei è di cui è molto legato e ha molto conoscenza assieme anche a Gianni Dal Pozzo, che è un caro amico che abbiamo in comune, sempre di Confindustria, che si occupa proprio dell'industria 4.0. Cosa sta succedendo? Il governo se ne sta occupando oppure meno? Per adesso no, noi viviamo ancora di quello che fece il governo Renzi-Calenda nel 2016, poi l'industria 4.0 con il super iperammortamento ha funzionato in questi anni, ma io dico sempre che la sfida è sui processi produttivi, non è sullo sconto fiscale, ed infatti lo sconto fiscale sta finendo, lo usano sempre meno aziende, ma la sfida di modificare, cambiare dalle radici il sistema produttivo del paese credo che sia la vera sfida. Con Gianni Dal Pozzo ci accomuna una sfida che si chiama iCenter,
perché in quel contesto noi stiamo coltivando, grazie ai contatti di Gianni in Giappone, il Society 5.0, quindi la domanda che si pongono i giapponesi alla fine è: ma tutto questo impegno sul digitale cosa deve dare alle persone? La risposta è semplice: vivere meglio tutti noi e le nostre città, le nuove smart city. Tutto questo, in pratica, il governo non se ne sta occupando in modo concreto, in pratica. Ma il governo ha appena iniziato, quindi sarebbe ingeneroso, Certo. sicuramente. Anzi, ho sentito il sottosegretario Butti proprio l'altro giorno, appena giurato a Palazzo Chigi. Sotto questo aspetto, semmai, io faccio un ribrotto più ampio alla politica, che in questa recente campagna elettorale non ha quasi mai parlato di innovazione, di alfabetizzazione. Ecco, direi che questa è la colpa della politica e quindi l'invito anche dai vostri microfoni di tornare ad occuparsene, perché il paese se no non ha un futuro dal mio punto di vista. Molto chiaro, molto chiaro. Gianni Potti, proseguendo con le ultime due domande, ci siamo fissati anche, ho una curiosità che verte sulla alfabetizzazione digitale. Diciamo che il nostro paese è molto indietro. Ci può fare una panoramica e far capire com'è il Allora, nostro noi paese, in che situazione è? fino a 2 anni fa, indice DESI, eravamo 25esimi in classifica su 27. Oggi siamo risaliti qualche posizione, ma siamo sempre oltre il 20. Il tema vero è quello delle competenze digitali, che riguardano non solo la terza e quarta età, ma riguarda anche i ragazzi più giovani, perché mi riferisco a privacy, mi riferisco a etica, mi riferisco a capire l'utilizzo della tecnologia. Questa sfida è una sfida paese anche questa, e quindi è fondamentale che affrontiamo il tema delle competenze e io dico sempre, va diretto il traffico, quindi Camere di Commercio piuttosto che regioni, tutti fanno formazione l'ITS e via discorrendo. Serve che il governo intervenga e coordini e guidi il traffico. Chiaro, chiaro. Senta, l'ultima domanda, Gianni Potti. Ehm, il concetto è: se lei volesse mandare un messaggio al governo, per spronarlo in una direzione, soprattutto nel campo del digitale, credo che, per quello che lei si occupa, è anche un po' il concetto di che la politica si riappropri, diciamo, dei temi dell'innovazione. Lei che cosa pensa? Che cosa vorrebbe poter comunicare in modo diretto al governo, di modo che si tracci una linea ben precisa in favore di tutto il comparto digitale innovativo? Allora, da un lato è fondamentale l'infrastruttura della banda ultra larga, il 5G, quindi se non corrono i dati e i data center da raggiungere, quindi l'infrastruttura è fondamentale, se no non corrono i dati. La seconda è quella che ho appena accennato, è il tema delle competenze, quindi rivedere il sistema con cui il digitale viene inserito anche nei programmi scolastici, e noi abbiamo su questo lanciato una raccolta, una petizione popolare per inserire il coding come materia di studio in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Molto interessante, molto interessante. Sicuramente, di modo che già dalle scuole si sviluppi quindi Esatto. sì, sì, sì. Ma questi sono temi che quando volete possiamo riprendere molto volentieri con i vostri ascoltatori. Volentieri. Founder Gianni Potti, la ringrazio molto per la sua partecipazione. Spero ci saranno nuove occasioni. Grazie ancora e buonasera. Grazie a voi. Un saluto anche agli amici. Buona serata. Un saluto anche agli amici a casa. Buonasera.